Diktat prese di posizione, veti incrociati. La nomina del nuovo assessore alla cultura del comune di Bassano sta assumendo sempre più i connotati di un giallo. Dopo le dimissioni dell'assessore Ciccotti si è scatenato l'inferno. I partiti, le correnti, le associazioni di categoria, ognuno ha voluto dire la sua. I veti non ci piacciono, ne va del futuro della città di Bassano e quindi il sindaco deve essere lasciato libero di poter scegliere. Noi di nomi non ne vogliamo fare. Ci permettiamo però di proporvi un identikit. A Bassano serve un uomo o una donna giovane che abbia in curriculum studi umanistici e artistici e che sappia dare l'accelerata decisiva a un assessorato che negli ultimi anni ha faticato parecchio a dare quelle risposte che i cittadini si aspettano. Intanto sul fronte culturale arriva una buona notizia per la città. Con 8.498 voti l'Archivio di Stato si è piazzato al quarto posto dei luoghi del cuore del FAI in Veneto. Un risultato eccezionale che conferma l'attaccamento dei bassanesi a questo luogo che deve essere salvato per sempre. Un messaggio chiaro per il sindaco e le istituzioni cittadine.